Vetrina del fotografo vicino casa, sembra un giornale di cronaca rosa. Puoi vedere tutti i giovani sposi abbracciati e felici. Non credo ai miei occhi, c'è il mio amico Dano, quello che chiamano il nano. Si è sposato anche lui, ed io no. Che cosa? E mi metto a dieta, migliora il mio aspetto, perché ho come il sospetto che dentro di me c'è un male che cresce. E mi metto a dieta, mi alleggerisco dalle puttanate allucinanti dei social network e dei loro utenti. Mi metto a dieta dalla movida, da tutti i locali che sono contenitori solamente di consumatori. Mi metto a dieta, mi alleggerisco dalla pesantezza e dalla tristezza di questa società. Contro lo specchio è qualcosa che mi fa male parecchio. Forse sarà lui che ingrassa e la voglia di mangiare mi passa. Non faccio altro che stressarmi ed uso il cibo per coccolarmi e mi riduco in un brutto stato ogni volta che mi scopro un po' ingrassato. Da uomo in crisi mi sento offeso a notare che tutta l'Europa è sovrappeso. Ma com'è possibile ingrassare se non ci sono i soldi per mangiare? Così non metto più magliette a strisce, vesto sempre di nero, dicono che snellisce, ma meno. Che cosa? Che cosa? E mi metto a dieta dai movimenti, dai partiti rivoluzionari, persino i soliti cicli contraddittori. Mi metto a dieta dalla felicità delle persone tristi che però fanno i felici nei filmini di compleanno. Mi metto a dieta dall'informazione, scopro che se digiuno dalla TV lo Stato e i suoi problemi non esistono più. Mi metto a dieta, mi alleggerisco dagli sguardi pesanti dei magri ambulanti intorno a me. L'economia va a puttane e se continua così dovrò andarci anch'io, perché negli ultimi locali dove sono stato le donne mi trattavano da immaginato. La situazione si è fatta pesante, qui non è affatto divertente, è diventata una questione letale. Lo sento, sto proprio per scoppiare. Lilla, 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 carota Lilla, carota, Carota, Lilla.